Pronti a dare una mano sono gli infermieri che hanno risposto al bando di governo e protezione civile. I primi 50 hanno raggiunto le regioni del nord più in difficoltà. Abbiamo viaggiato con loro, l'inviato Vittorio Romano. Questo. Papà ti amo, infermieri bravi. Ti amo anche papà, mi mancherai amore. Un disegno infilato nella borsa e un abbraccio più stretto del solito è il saluto di una figlia al padre che ha fatto la scelta più difficile. Come ha spiegato a sua figlia che doveva partire? Ho spiegato che è il mio lavoro e bisogna aiutare anche altra gente, quindi andare via da casa. Non vedranno i loro familiari per settimane gli infermieri che hanno deciso di partire per le regioni più colpite dal coronavirus. Un'emozione forte non si descrive con facilità. Ci ho pensato 30 secondi e poi... Sapete che molti sanitari si sono ammalati? Lo sappiamo, ma è il nostro lavoro. In 9.400 hanno risposto all'appello del governo, 500 i volontari da reclutare, i primi 52 sono saliti oggi a bordo della TR-72 della Finanza, pratica di mare. Noi stiamo mettendo in campo tutte le forze per poter assistere le popolazioni. Accanto a loro il ministro per gli affari regionali Boccia. Grazie di cuore per la disponibilità che avete dato, che ha consentito alla Protezione Civile di costruire questa task force di volontari. Vengono quasi tutti dal centro-sud, le aree dove il coronavirus è ancora sotto controllo. Hanno un lavoro sicuro, anni di esperienza alle spalle. La vivo come un modo per ringraziare il Nord per avermi formato. Non se la sono sentita di lasciare soli i colleghi che da settimane fanno turni da 12 ore in corsia. Ho sentito il dovere morale di andare ad aiutare i miei colleghi al Nord. Lavoro a Catania. Poteva restare a casa. Ho sentito la chiamata. Per altri è stata la fede ad indicare la via. Nel momento che ho visto la trasmissione del Papa in televisione ho sentito subito il bisogno di correre altrove dove c'era più bisogno. Atterraggio a Bologna, poi in pullman verso gli ospedali di Bergamo, Brescia. Tra poche ore comincia il turno in terapia intensiva. Siete pronti? Prontissimi. Pronti. L'Italia ha chiamato e noi abbiamo risposto. Prima dell'epidemia